Buon pomeriggio amici di Sportiseli, un saluto da Marco Genduso qui per commentarvi questa 11ª giornata di campionato di Serie C2 Girone A che vede affrontarsi Teodoro Cosme e Damiano e Futsal Emili. Lungo, Giammona anticipa, Shortino, pressione di Novelli, ottima inserimento Novelli, guarda la porta, poi cerca i compagni al centro, deviazione di Shortino, palla in calcio d'angolo, partita subito molto attiva, indietro, intanto Salerno prova a starci il passaggio, sbaglia tutto, ottimo l'anticipo da parte di Giammona che salta con la suola, poi il compagno è Ferrante e la parata perfetta di Rinicella. Per lui nessun gol all'esordio contro il Pioppo, ma una partita da panzer assoluto. Poi conclusione da Shortino e torna con il gol. Poi l'urlo di gioia del numero 9 ed è 0-1 il risultato, la sblocca dopo 3 minuti Shortino, però era decisamente partita meglio l'oratorio Cosme e Damiano. È uno schema, Sarci, tacco, Parisi! E poi la parata di Scalia, ottimo a rispondere presente il compagno Sarci, palla di ritorno, Salerno può allargare per Sarci che guarda la porta, deviazione, poi Salerno e la parata di Scalia che risponde presente ancora una volta. Ferrante non vuole perdere il pallone dell'oratorio, lo fa adesso però, poi l'anticipo, palla ancora al secondo palo e non riesce a toccarla verso la porta Sarci. Per il città dell'oratorio Cosme e Damiano, intanto Pecoraro, magia Pecoraro, e poi la parata perfetta di Scalia, ma grande giocata del 21. Shortino, Sanzo, molto tecnico, salta l'uomo Sanzo, palla ancora in mezzo col tacco Ciaramitaro, poi Scalia si aggrovia su se stesso, Sanzo va giù, ma sembrava non esserci l'intervento, Giammona allarga, palla di ritorno, poi cerca la conclusione sul primo palo, chiede benissimo Rinicella, che poi rimane giù. Parisi, pressione molto alta dell'oratorio, con le Parisi che ha tutto il centro del campo per poter viaggiare, ma lui non ci va, poi conclusione! C'è stata anche una deviazione. L'oratorio ha tutto meglio il campo. Sanzo, contropiede, c'è largo Ciaramitaro. Sanzo! Fa tutto solo! Ed è il primo gol in maglia Futsal Emili per lui. 0-2 il risultato, con la punta, un tiro fortissimo. Ed è 0-2. Apre per Parisi, ha un rimpallo. Parisi apparecchia in mezzo per Naccari. E poi spreca malamente Naccari, ma che palla di Parisi. Sciacca, vuole il destro, allarga per il compagno, poi Parisi salta all'uomo, può stare in mezzo, rientra Parisi, cerca ancora il tocco, poi di testa Sciacca! Arriva il gol dello 0-3 con Manuel Sciacca di testa, un gol forse non da calcio a 5, ma trova comunque il modo di mettere il pallone in rete a pochissimi istanti dal suo ingresso. Era per Salerno, anche Parisi che però si stacca, avanza invece Nicella come sempre. Poi conclusione di Delisi e palla fuori con Rinicella che comunque aveva cercato di ridurre. Poi non dà in calcio d'angolo. Poi stranamente poi colpo di testa e riapre la partita l'oratorio con Ferrante che non se lo fa ripetere 2 volte, prima con la testa, poi con un facile tap-in, 1-3 risultato. Fischia il signor Bargione, Delisi, è uno schema dall'indentro, Rinicella vuole bene lì e poi non riesce a concludere sulla porta Ferrante e poi Rinicella va direttamente lunghissimo. Giammona allarga, Giacalone, palla ancora sul secondo, Paolici la lascia lì e poi Giacalone non arriva, la blocca. Rinicella si salva il Futsal Emili che ha rischiato veramente tantissimo. Di prima palla magica di Sciacca per Salerno, guarda la porta, ma con la punta! Eccolo, Giovanni Salerno, primo gol in maglia Emili risulta davanti alla porzione di pubblico presente e fa 1-4 il risultato. L'intervento di Giacalone non arriva veramente per questioni di centimetri, intanto Pecoraro si ferma, rallenta un po' il gioco, riesce comunque a passare Pecoraro e poi la parata perfetta di Cucina. Spazio ancora per un'altra occasione, manca veramente pochissimo, occasioni con la punta e respinge invece Rinicella. Poi il dribbling tentato da Sacco, il recupero provvidenziale di Sanzo. Gol, ma anche tanti chiusuri difensivi, poi Vitale non riesce a calciare bene perché cerca un tocco molto morbido, intelligente, ma forse non era la soluzione corretta. Vitale adesso potrebbe rifarsi con la punta, la tocca ancora Rinicella, calcio d'angolo, minuto 61 di gioco. Vitale con l'esterno, apre per i compagni, forse poteva anche concludere con la punta, ma finisce qui la partita dopo 2 minuti e mezzo di recupero. Vince ancora una volta il Futsal Emili.